Saranno una Pasqua e una Pasquetta all'insegna della riapertura finalmente, verrebbe da dire, dopo 2 anni di pandemia, così la gente, tutti noi potremo tornare e riabbracciare i nostri cari, ovviamente in casa, e chi invece ne ha voglia andare dai ristoratori e poter così usufruire dei loro menù, le loro pietanze, assaggiare tutti i menù del territorio, delle stagionalità che ci sono. Ovviamente non poteva mancare in questa trasmissione pre-pasquale, proprio di Screenshot, Antonio Dalla Mora, presidente provinciale della FIPE. Buonasera Dalla Mora. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori e grazie dell'invito. Evviva! Torna la Pasqua! Ecco, no, mi è piaciuto il suo evviva perché quando ci sentivamo a Natale dello scorso anno oppure negli anni scorsi ogni volta la chiamavo nei momenti meno opportuni. Finalmente l'avevo promesso che ci sentivamo nei momenti gioiosi, giusto? La ringrazio di aver fatto passare questa pandemia, allora. No, adesso non sono io che l'ho fatta passare, vabbè. Dalla Mora, come va? Come stanno andando le prenotazioni? Bene, finalmente bene. Devo dire la verità, inizialmente eravamo molto preoccupati perché in coda a questa esperienza terribile che è stata il Covid è arrivata una situazione ancora più paradossale che è quella di una guerra non, non, non simulata, ma una guerra reale alle porte del nostro paese, che ha ingigantito un trend che era quello già in corso dell'incremento dei prezzi, di questa inflazione galoppante. E quindi inizialmente le prenotazioni arrivavano con un trend piuttosto lento, però nell'ultimo periodo invece si sono scatenate, devo dire la verità, la gran parte dei locali sono completamente esauriti. Ecco, quindi una buona notizia, insomma, è quasi tutto esaurito nei locali, peraltro abbiamo anche sentito altri ristoratori. Vi facciamo magari subito sentire Dalla Mora, se lei ha il piacere, affronteremo anche altri temi della mancanza di personale, perché questo è un altro tema, perché immagino avete dovuto rinforzare il vostro personale in vista di questi 2 giorni in cui lavorate dalle 9 di mattina fino all'1 di notte, però non credo che si trovi tantissimo in giro, e poi affronteremo anche la questione dell'inflazione che lei ha detto e poi vi lasceremo anche con un menù di Pasqua. Allora, Dalla Mora, senta un po' anche gli altri suoi colleghi cosa hanno detto a riguardo sulle prenotazioni. Finalmente, dopo 2 anni, possiamo dirlo, i ristoranti sono aperti, la gente può venire, avete avuto prenotazioni per Pasqua? Sì, per Pasqua abbiamo il quasi per il momento tutto esaurito, finalmente siamo aperti, sperando a breve di poter togliere anche questa, per il momento ci accontentiamo così, dai. Come sta andando questi primi 4 mesi comunque? Alti e bassi, dipende, diciamo che la situazione extra italiana, vediamo anche la guerra, l'aumento dei prezzi, addirittura alcuni supermercati che vendono la merce contingentata non aiuta, la gente ha comunque paura, comunque c'è stato il rincaro delle bollette che in un'economia familiare pesa, però dai c'è una piccola ripresa, piano piano stiamo tornando come prima. Molto bene, siamo contenti, prenotazioni full, proprio booking pieno, non c'è problema. La gente ha corso subito per andare, già da tempo. Voglia di uscire, ha voglia di vivere chiaramente 2 anni di chiusura. Stanno arrivando i nostri clienti abitué, stranieri, austriaci, Slovenia, quindi arrivano i turisti, siamo molto felici e quindi veramente contenti di questa situazione, che c'è un non progressivo, no, apertura e quindi un feedback molto interessante. Diciamo che gli ultimi 6 mesi è andata un po' meglio, dai, Noi siamo molto contenti, la città si sta vivendo un momento molto bello perché ci sono stati anche degli eventi in città molto importanti, abbiamo le mostre anche qui che abbiamo avuto a Casa Cavazzini, che ci ha portato anche stranieri, oltre anche, diciamo, ospiti da tutta Italia, quindi siamo molto felici. Adesso dopo praticamente quasi 2 anni di chiusure, continui guerre, se vuole un po' di sollievo con la Pasqua, c'è un bel movimento. Purtroppo tocca anche dire di no a tanta gente perché i posti sono quelli che sono e chiaramente tocca comunque seguire. Voi avete avuto un boom di prenotazioni, diceva. Cioè avete avuto tante telefonate. Tante prenotazioni. Più o meno. Purtroppo abbiamo dovuto dire di no più di 1 migliaio di persone, che fa dispiacere, che dire di no è sempre brutto, però siamo contenti.
speriamo che sia un bel servizio, che non ci arrivino tutti assieme. Ne potete accogliere quanti invece? Ne accoglieremo circa 140. Questi sono i fortunati, potremmo proprio dirlo. Pasqua, cioè per Pasqua, poi a Pasquetta saranno altrettanti. Verrebbe proprio da dire, no, Dalla Mora, fortunati quelli che vanno a mangiare in quel posto lì con 150 persone che andranno e hanno ricevuto un migliaio di telefonate addirittura. Ha sentito? Un migliaio ha avuto questo ristoratore. Sì, onestamente purtroppo capita di dover dire di no a diversi clienti in queste giornate. Peccato non poterli dirottare nelle giornate in cui c'è meno lavoro, devo dire la verità. Però giustamente le persone devono uscire nelle festività, e i posti sono quelli che sono. Devo dire la verità, noi continuiamo ad avere il rispetto sacrosanto del distanziamento, e quindi la capienza non è quella della Pasqua 2019, assolutamente. Però siamo contenti di poter sviluppare i numeri che svilupperemo, perché abbiamo tanto aspettato questo momento, finalmente è arrivato. Senta, ha sentito quel ristoratore che ha detto, facendo il gesto, speriamo di togliere questa, inferendosi alla mascherina? Sappiamo che in Austria e in Croazia ormai anche al chiuso non si tengono più. Guardi, onestamente devo dire che lavorare tante ore al giorno con la mascherina indosso non è semplice, perché il nostro non è un lavoro sedentario, bisogna muoversi, e quindi correre con la mascherina addosso, parlare con i clienti con la mascherina, sì, non è che siamo seduti uno di fronte all'altro. Per esempio il cameriere è in piedi, deve alzare la voce per forza, perché comunque la mascherina filtra anche i rumori e quindi la voce arriva più attutita. Quindi ci sono degli sforzi, oltre al fatto che insomma l'ossigenazione è ridotta. Devo dire la verità, finché c'è l'obbligo è corretto tenerla e rispettare le norme. Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, guardi, non vediamo l'ora di poterla togliere. Certo. Senta, allora le faccio ascoltare un altro secondo blocco di interviste dove si parla, mandiamo quella sulla mancanza di personale, dopo mi dirà anche la sua esperienza o anche di altri suoi colleghi che ha sentito. Andiamo al servizio. Personale c'è? Si riesce a trovare? Personale, domanda di riserva? No, c'è molta difficoltà a trovare personale. Non so quali siano le cause, non entro nel merito, però effettivamente c'è tanta difficoltà a trovare personale. Possiamo fare una considerazione, magari 2 anni di lockdown, tante persone che facevano questo tipo di mestiere, baristi, camerieri, magari hanno deciso di abbandonare per andare in altri tipi di settori, no? Perché è difficile star fermi, no? E quindi magari si sono improvvisati in altri, ecco. Certo, è possibile, però non mi spiego come mai anche in altri settori c'è carenza di personale. Ci sono delle problematiche, sì, con la pandemia abbiamo avuto un problema con il personale, penso tutti, io sto sentendo insomma in generale questo problema, i nostri ragazzi hanno avuto un po' una flessione perché stando fermi hanno perso un po' questo ritmo del lavoro e hanno pensato di fare altre cose più convenienti ma a livello di qualità della vita, quindi questo è un vero problema, siamo sempre un po' in difficoltà, noi cerchiamo di comunque gestire bene queste persone e dargli dei spazi e aiutarle a trovare degli equilibri. Non è facile ma ci stiamo provando e speriamo che migliorerà anche questa situazione perché insomma dobbiamo uscirne anche da questa situazione. Dalla Mora devo fare anche a lei la domanda di riserva, come ha detto il suo collega? Oppure vuole rispondere direttamente? Il problema qual è? Il problema vero? Tentiamo di non aggirare l'ostacolo. Quello che dicono i colleghi è la sacrosanta verità. Purtroppo i periodi di pandemia hanno fatto, non dico disinnamorare, ma sicuramente distaccare da questo mestiere molte persone, e leggere poi su organi di stampa titolati che le misure che hanno costretto i locali alle continue aperture e chiusure sono state, diciamo, quantomeno sovrabbondanti, ipercautelative e anche non necessarie, fa
scoppiare la rabbia in me, in noi, perché questo è il motivo per cui molti addetti del nostro settore, e dico e ripeto, anche addetti qualificati, per ovviare a questi continui stop and go, perché comunque la gente ha le proprie spese e la famiglia da mantenere, hanno deciso di impiegarsi in settori magari per i quali non sono neanche qualificati, pur di avere un impiego che non potesse essere fermato da queste misure anti-Covid. E quindi ci siamo privati di tanta forza lavoro e anche di forza lavoro qualificata. Adesso molta gente, come diceva anche il collega, ha perso si è la allontanata, grinta si è allontanata da di quel lavoro, lavorare, insomma, non la avendo le volontà di certezze. relazionarsi, perché quello che che hanno creato questi 2 anni sono una rarefazione delle relazioni interpersonali, e il nostro è un lavoro di relazione, e quindi da qui anche la mancanza di forza lavoro, assolutamente. Certo, andiamo in pubblicità, poi le chiederò sempre qualcosa sulla mancanza di forza lavoro e poi avremo altre interviste. Pubblicità. Ultimo appuntamento della settimana con Screenshot, parliamo di ristoranti, c'è stato un boom di prenotazione, l'avete sentito anche nel corso del nostro telegiornale, per il giorno di Pasqua e Pasquetta, insomma si torna a godere sulle tavole proprio dopo 2 anni di pandemia. Antonio Dalla Mora, presidente provinciale della FIP, è collegato con noi, parlavamo della mancanza di personale, camerieri piuttosto che cuochi all'interno dei ristoranti, e i cittadini ucraini potrebbero essere impiegati come profughi in questo momento, come forza lavoro prossimamente? Guardi, questa è una proposta che io, unitamente a un collega presidente di Federalberghi, Enrico Guerin, e alla Paola Schneider, abbiamo fatto per primi in Italia, chiedendo che ci fosse la possibilità, con semplificazioni burocratiche, di poter assumere i profughi stranieri, ucraini, che arrivano da questa terribile esperienza della guerra. Devo dire la verità, poi bisogna anche trovare la loro disponibilità a lavorare, perché i ritmi di lavoro che teniamo noi qui in Italia non tutti li riescono a reggere. Quindi bisogna anche formarli. È questione di formazione, Sicuramente, no? Sicuramente formarli, sicuramente insegnare loro la lingua e sicuramente insegnare anche le nostre abitudini, a partire dall'orario di lavoro, perché all'estero si mangia ad orari completamente diversi dai nostri. Spiegare loro quali sono anche le nostre abitudini alimentari, come è strutturato un pranzo, come è strutturata una cena nel nostro paese. Peraltro qualche sindacato vi ha anche bacchettato dicendo sì, andate a prendere gli ucraini, gli italiani se ne sono andati via per una questione perché non sono ben pagati nel settore della ristorazione piuttosto che negli alberghi. C'è stata anche quel tipo di polemica, insomma, non so se vuole tornarci sopra. Per usare un francesismo, mai sentito una stupidaggine più grossa di questa. Sono stato abbastanza diretto. L'ha detto in 4 secondi facendo una locuzione verbale, va bene, ok. No, ma sa, i lavoratori nel nostro settore, come in tutti i settori, vengono assunti con un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, e il nostro contratto collettivo è sottoscritto da FIP e Confcommercio insieme alle 3 sigle sindacali di riferimento italiane, CGIL, CISL e UIL. Quindi quando le polemiche le fa una di queste sigle, allora mi suona strano, ecco, quantomeno. Sì. Eravamo tutti d'accordo, poi a un certo punto per farsi attaccare sui giornali. Allora, andiamo con un terzo tema e poi torniamo facendo a lei la domanda, Dalla Mora. Affrontiamo questo altro blocco. Il rincaro prezzi è stato, potrei dire, imbarazzante, sorvolando su
sulla quotidianità delle bollette, ma la materia prima di per sé è cresciuta del 30% mediamente. Questo avete dovuto riversare anche voi sulla clientela. Purtroppo sì, perché facendo un esempio, un semplice esempio, un filetto di manzo che noi prendiamo il filetto Angus Irlanda, prima pagavamo 31 euro più IVA al chilo, è arrivato a costare fino a 45, che è così tutto, cioè tutto Mette in difficoltà anche voi, perché poi le famiglie rischiano dopo di non capire voi, ecco. Esatto, si pensa che magari un piatto sia troppo caro, ma in realtà purtroppo è il mercato che ci costringe a comportarci in dato modo. I prezzi sono costanti, sono rimasti quelli da pre-pandemia, sono ancora quelli, finché riusciamo cerchiamo di mantenerli così, poi vedremo. Qui non stiamo aumentando i prezzi, non ancora, ragionevolmente stiamo attenti un po' alle cose, anzi stiamo attenti a fare degli acquisti migliori e cercare di non aumentare i prezzi perché non è il caso, direi di no. Sicuramente c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo, guerra, non guerra, aumenti, gas, benzina, quindi è chiaro che siamo anche noi un po' allerta, ma devo dire noi abbiamo una clientela molto bella, medio-alta, che ancora non sente di questo momento, insomma, per il momento. Allora, io non voglio fare i conti in tasca a lei dalla Mora, perché magari qualche ristoratore bleffa, dice la verità, cerca di nasconderla oppure no. Qualcuno dice, abbiamo sentito il primo che diceva, sì, effettivamente ho dovuto aumentare i prezzi, ed è lo stesso che ha avuto 1500 chiamate alla fine. Qualcun altro dice, ma no, non abbiamo aumentato. Però effettivamente è difficile sostenere il caro bollette per voi. Non so adesso quanto è aumentato per i vostri colleghi, però intanto aiuti non ne avete da quello che sento, no? Da parte del governo. No, purtroppo no. Aiuti all'orizzonte non ce ne sono. Ci stiamo lavorando anche in Consiglio nazionale a Roma, però laddove non arrivano gli aiuti il pensiero va diretto al fatto che probabilmente il governo non ha i soldi per sostenerli. La verità è che il caro bollette incide tantissimo, perché sa, quando si parla di aziende energivore, no, e noi pensiamo sempre alle grandi fonderie, alle grandi industrie, ma se invece facciamo il rapporto tra il volume d'affari e il costo dell'energia consumata, scopriamo che nel nostro piccolo siamo tante piccole aziende energivore, perché quando bisogna mantenere frigoriferi, celle frigorifere, macchine del caffè accesi tutti 24 ore al giorno, illuminazione, condizionamento, allora poi purtroppo forni, friggitrici, è chiaro che le spese vanno alle stelle e le spese sono più che raddoppiate. Ma non bastasse questo, la verità è che il prezzo delle materie prime è aumentato in una maniera spropositata, direi quasi addirittura sospetta, perché non è possibile tutta questa congiuntura di questa tempesta perfetta, no? Come diceva il primo dei colleghi intervistati, ci sono delle materie prime che sono aumentate del 7-8%, ci sono delle materie prime che sono aumentate del 400%, ne ho già parlato anche con lei, dottore, per esempio il costo dell'olio. L'olio costava 0,95 nel 2019 e costa 4 euro oggi l'olio di girasole, più IVA peraltro, perché poi noi leggiamo i prezzi nel listino quando andiamo al ristorante, sono prezzi finiti, ma noi parliamo sempre di prezzi Sì. IVA esclusa, quindi l'aumento è pauroso. Quindi cosa le posso dire? Senza dare ragione o torto a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, dico che mediamente i colleghi hanno ritoccato i prezzi, ma non riproponendo, riversando sul cliente l'intero aumento dei costi. Quindi alla fine, se un piatto è aumentato di 2 euro al ristoratore, probabilmente lui lo ha aumentato di 1 euro al cliente e 1 euro sarà, diciamo, la perdita rispetto a quanto guadagnava l'anno scorso. Sì, si Quindi sono ci sarà erosi sicuramente i una riduzione margini di utili. ricavo, ecco.
Si è eroso il margine del ricavo. Senta, abbiamo poco tempo a disposizione dalla Mora, perché io volevo salutare e fare tutti buona Pasqua, però anche con qualche menù che ha preparato qualche suo collega, però lei se ha pronto anche il suo, non deve dirmelo tutto, ma deve dirmi il suo cavallo di battaglia, se lei ce l'ha. Intanto io mando... Beh, ce l'ha pronto, no? ma mandi gli altri, poi glielo dico. Ok, mandiamolo al servizio allora. Noi siamo molto per il territorio, stagionalità, chiaramente anche un po' di creatività e noi stiamo evolvendo un po' nel proporre i nostri piatti tradizionali anche un po' più curati bene, un po' di fantasia, ma non andiamo diciamo, a cambiare quali sono la tradizione, i profumi, no, i sentori di questi piatti che devono non toccarli. Abbiamo preparato nel menù del nostro menù il risotto con il tarassaco, le fave e il carcadè, per dire una ricetta, poi c'è gli asparagi bianchi e verdi con l'uovo barzotto con una salsa chimichurri. Cosa preparate di buono? Classici su questo periodo degli asparagi, piatti con gli asparagi, capretto, dolci pasquali, soliti menù. Il nostro piatto forte sono i risotti, diciamo Rocchetta è sempre stato famoso per i risotti. Che tipi di risotti ci sono? Seguiamo la stagionalità, quindi facciamo sempre il risotto con i porcini, che sono porcini secchi, poi la salsiccia che facciamo noi e chiaramente con gli asparagi adesso. Abbiamo preparato per Pasqua un menù a base di asparagi, ma chiaramente non può mancare a Pasqua l'agnello, il capretto, cioè il capretto al forno, l'agnello alla brace. Bevete un aiuto, ragazzi. Bene, allora, dalla Mora, carne o pesce? Guardi, io avendo un locale piuttosto grande e volendo accontentare tutta la clientela, ho fatto 2 menù, uno di terra e uno di mare. Ecco, ci dica il piatto principe dell'uno o dell'altro, che consiglia ai suoi clienti. Beh, guardi, nel menù di terra, al di là di un tris di antipasti freddi, un antipasto caldo con una sfogliatina aperta col coniglio e gli asparagi bianchi e verdi, poi abbiamo messo il capretto al forno, che non può mancare a Pasqua. Non manca mai. Pesce? Mentre nel menù di mare abbiamo sempre 2 antipasti. Il primo antipasto, tra l'altro, è molto accattivante perché è un tris di saor, marinature e affumicature fatte in casa. E poi abbiamo sempre una sfogliata aperta col baccalà di salato e i carciofi. E poi abbiamo uno spiedone di mare, abbiamo i primi naturalmente, uno spiedone di mare con salmone, tonno, seppioline e gamberoni, con una julienne un ratatouille di verdure. Bene, io la saluto perché ho fame, va bene? E allora è anche ora di cena. Io la ringrazio dall'amore, le do la buona Pasqua da parte di tutti, anche voi. Anche a lei e a tutto il suo pubblico. Grazie, Bene, a tutto lo staff. Grazie mille. Buona Pasqua anche a voi, cari telespettatori, e noi ci vediamo come sempre mercoledì prossimo, solita ora, 19:45, sempre con Screenshot. Grazie, arrivederci.